Importante centro agricolo sulla riva sinistra del Flumini Mannu, Villa Mar fu particolarmente fiorente nel Medioevo, durante il quale appartenne al giudicato d'Arborea col nome di Mara Arbarei. Il territorio, tuttavia, già frequentato in età nuragica, offre varie testimonianze anche di età punica e romana. Nel periodo medievale era particolarmente rinomata l'attività dei sellai, che fabbricavano i finimenti per tutti gli animali da soma. Di questa tradizione artigianale non è rimasto quasi nulla, se non l'abilità del signor Erminio nel lavorare le pelli. Il mestiere del calzolaio, qui come altrove, sta tramontando, ma per fortuna il signor Murroni mantiene viva questa tradizione. La parte più antica del paese, estesa sulla destra della strada principale, presenta un tessuto a cellula con edifici in pietra particolarmente interessanti. È proprio nella Piazza Italia che sorge la tardogotica parrocchiale di San Giovanni Battista, con campanile a torre del secolo XVI. Vi è custodito un pregiato retablo del Cavaro datato 1518. Di grande rilevanza storica anche la chiesa di San Pietro, a 2 navate, risalente al XIII secolo. E se di arte dobbiamo parlare, parliamo di quella moderna, con Antioco Cozza, fautore dei famosi murales di Villa Mar. Abbiamo creato un gruppo, il gruppo Arte Ambiente, che ha dato vita a tanti murales, coinvolgendo anche la popolazione, coinvolgendo i bambini delle scuole medie e tutti gli appassionati. Il paese è pieno di murales e di soggetti molto diversi, quasi tutti molto attuali, che riprendono le tematiche e le problematiche della Sardegna, i problemi quotidiani della gente sarda e dei nostri concittadini. L'emigrazione in modo particolare, le lotte operaie, il problema dell'agricoltura e della pastorizia, degli incendi e tante altre cose. Oggi abbiamo ripreso da circa 3 mesi il restauro di questi murales e c'è un nuovo attivismo, un nuovo entusiasmo e penso che tra non molto si creerà un'organizzazione tale da coinvolgere l'intero paese in attività di tipo artistica e sociale. Da queste coloratissime pitture che rallegrano le strade del paese ci spostiamo per andare a visitare un altro luogo, dove colori e fantasia la fanno anche qui da padroni. È il mondo della tessitura. Nel laboratorio di loro proprietà, la signora Maria e la signora Susanna producono originali e coloratissime creazioni in lino, lana e cotone, ma tutte utilizzando il vecchio telaio tradizionale. Fate delle cose bellissime, ancora con il telaio antico. Sì, quello tradizionale. Quindi no. Villa Mar, accidenti, non lo sapevo io che avevate questa bella ricchezza di tappeti. Che siamo così bravi. Che siete così bravi, ha detto bene. Perché tutti dicono a San Mugheo, a Ozieri, in tutte le parti della Sardegna, invece anche Villa Mar. C'è anche Villa Mar. Anche Villa Mar è molto fiorente in questo settore, fate dei lavori proprio ad hoc, lavori d'arte, proprio belli, ben fatti. Sì, noi li lavoriamo proprio come li facevano prima. Nei tempi. Infatti anche i disegni tipici, diciamo, di Villa Mar appunto, che abbiamo riportato. Sì, difatti ho visto, avete i telai ancora all'antica, sono telai che avranno oltre 100 anni. Sì, ancora qua. Con i lici in canne. E ancora lavorate così, avete questa pazienza ancora. Qua. Sì. Sicuramente quella della tessitura è un'attività che solo pochi esperti erano in grado di associare a Villa Mar. Ma gli stessi disegni provenienti dalle memorie più antiche, che troviamo sui tappeti o sulle coperte, rappresentano un'ispirazione per il signor Rinaldo, che ha un gran bel rapporto con il legno. Con questo pregiato materiale realizza 1000 oggetti, utensili soprammobili, sempre originali nei disegni e di ottimo gusto. Le sue abili mani sono in grado di eseguire alla perfezione pregiati intarsi che, lui stesso ci ha detto, rappresentano il frutto di anni di esperienza e di studio.
L'ammirazione verso gli antichi valori sacri e profani nelle sue opere è evidente, dal volto del Cristo agli intarsi più tradizionali legati al culto della famiglia, in questi luoghi di origine agropastorale. Questi intarsi classici e moderni allo stesso tempo sono il frutto di passione e amore per la tradizione, ma anche di ingegno e abilità, che uniti alla fantasia artistica ritroviamo nelle opere del signor Tatti. Di varia ispirazione e con matrice stilistica facilmente individuabile, le sculture del signor Luigi spaziano nel tempo e riprendono temi sacri e profani. Ma sentiamo cosa ha da dire al nostro Gianni Medda. Quanti anni è che sei da bambino praticamente? Da ragazzino, cioè. E adesso hai anche un allievo, come si chiama? È Fisio Planta, è un ragazzo che si è messo così scherzosamente mentre eravamo lavorando assieme un giorno. Io ti volevo fare una domanda, cos'è questo che stai preparando? Questa è un'argilla, è quella che è stata adoperata, è una cosa, diciamo, era nuragica. È una dea, è una maternità mediterranea che allora io ho cercato di rassomigliare al periodo nuragico sempre. E questo coso pesante, questa statua cos'è? Questo è una, diciamo che è una caricatura di Totò, che io sono stato sempre appassionato di questo grande personaggio mondiale. Grazie. Grazie a Gianni, io ti ringrazio della visita. Un importante centro di ritrovo culturale è rappresentato a Villamar dalla Biblioteca Comunale. In funzione da 10 anni fa parte dell'Associazione Volontaria Biblioteche della Marmilla, formata da 6 comuni: Villamar, appunto, Luna Matrona, Collinas, Gonno Scodina, Siddi e Gonno Stramazza. 7.000 volumi e il 33% di abitanti iscritti rappresentano l'evidente successo di questa biblioteca. Specializzata in argomenti e autori sardi, cura in particolar modo la raccolta di pubblicazioni riguardanti Villamar e la Marmilla. Un'importante sezione ragazzi e una sezione video musicale costituiscono il fiore all'occhiello di questa insostituibile struttura. Girando per Villamar troviamo di particolare interesse un'esposizione di lavori all'uncinetto. Pizzi, centrini, fantasie e geometrie delicate che la signora Piras ci illustra. Sono questi gli stessi pizzi e centrini che troviamo poi sugli altari o sulle traccas che accompagnano le processioni. Una fra tutte, forse la più suggestiva, quella che si svolge in onore della Beata Vergine d'Itria, la cui omonima chiesa sorge a circa 3 chilometri dal paese. È da qui che si parte sul far del tramonto per giungere in paese di notte, fra luminarie e canti. La notte è giunta e il corteo è arrivato in paese. Percorrendo la via principale giungerà in Piazza d'Italia, senza però trascurare di fermarsi sotto gli archi illuminati, quasi in ricordo delle fermate per le stazioni della Via Crucis. Al fine tutti giungono in piazza e il celebrante procede alla benedizione. La processione è finita e con essa la nostra visita a Villamar. Noi ci allontaniamo da Villamar con i piedi stanchi forse, ma col cuore leggero, gonfio solo del piacere di avere conosciuto tanta gente così simpatica e disponibile.